terminata con il risultato di 6-2 la partita tra Real Sports e Palermo Futsal Club, una gara importantissima per i 3 punti che va però ai padroni di casa. Siamo qui con Fabio Lucchese che lo salutiamo e chiediamo subito un giudizio sulla prestazione perché un ottimo primo tempo, secondo tempo però non c'eravate. Intanto buonasera a tutti. Sì, il secondo tempo è mancato. Il primo tempo purtroppo abbiamo sbagliato tante occasioni. E il secondo tempo non siamo entrati col piglio giusto. Loro subito pronti via 2-0 e 3-0. Noi là davanti al primo tempo qualche errore di troppo e alla fine è stato giusto il risultato. Quei 2 gol fatti nel giro praticamente di 30 secondi, quanto hanno influenzato questa partita? Probabilmente tanto, perché comunque a primo tempo, a mio avviso, ho visto una gara equilibrata, comunque noi eravamo in partita, poi purtroppo quando prendi il secondo e il terzo gol subito non è facile reagire, poi comunque loro si chiudevano abbastanza bene dietro e alla fine è stato giusto il risultato. Oggi i risultati di questo pomeriggio non hanno aiutato il Palermo Futsal Club perché con la vittoria degli 89ers, la vittoria appunto del Real Sports, entrambi con il risultato di 6-2 riportano il Palermo nella zona più calda al 12° posto. Come vedi questa classifica? È corta, in quella parte di classifica siamo tante, pochi punti di distanza. C'è da dire anche comunque che questo è il primo scontro diretto che perdiamo, quindi comunque siamo fiduciosi, siamo in palla, ci siamo. Purtroppo oggi non è venuta la prestazione che volevamo, però secondo me possiamo dire nostra e ovviamente l'obiettivo rimane sempre lo stesso. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro l'Oretro San Vincenzo, la sorpresa di questo campionato. Sono tosti, soprattutto in casa hanno fatto tanti punti. Noi siamo là, vogliamo vincere, vogliamo fare più punti possibili e soprattutto vogliamo anche vincere la prima partita in casa.